Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora, siamo qua su FIFA 19 come prima cosa. Sotto questo video in iscrizione c'è il link di Twitch, ragazzi, se avete voglia iscrivetevi. Ci stiamo sparando tantissime live di diversi giochi, tra cui Football Manager con la carriera con la Lucchese partendo senza squadra, carriera extreme difficilissima. E non stiamo andando neanche male, ci divertiamo. Quindi insomma ci sono le live su YouTube, ma anche su Twitch. Quindi se volete, link in descrizione, canale di Twitch del Comandante Veneziano. Siamo già in 260, quindi non è male dopo i primi giorni. E si gode. Allora, raga, seconda cosa, racconto una delle Weekend League più curiose del pianeta. Come sempre, ragazzi, quante vittorie ho fatto? Le solite, quelle 16 vittorie che mi portano, come sempre, oro 3. Ma ho cambiato la squadra in maniera devastante. Allora, mi sono fatto ingolosire da una possibilità, quella di comprare Van Basten e fare la coppia del Milan, Van Basten e Shevchenko. Anche perché, ragazzi, ho venduto Paulino Pog perché, boh, non lo so, c'era qualcosa, boh, già è un giocatore che non mi piace, quindi amo, come si dice, io amo giocare solo insomma, con giocatori che mi piacciono. Non ti faccio vedere la squadra perché, come potete vedere, c'è un'icona nuova. E niente, allora è venuto poco ba. Ho provato a fare di nuovo le due punte con un gioco stretto con Van Basten e Shevchenko. Ora, Van Basten, baby, che è più forte del 91, non del 93, però rispetto al 91 il più forte è sicuramente Van Basten, baby. Devastante, veramente, ogni tiro è un gol, però niente, la squadra con le due punte non girava, cominciavo, ho perso partite. Qua non faccio neanche argento 1 se avanti così. Altra pazzia, provo Rivaldo, che comunque ho visto che ne ho parlato bene, che se ha 2 di piede debole. Provo il modulo praticamente 4-2-3-1, lo stesso disastro. E allora cosa ho detto, ragazzi? Torniamo al modulo che insomma mi ha fatto fare almeno le 16 vittorie. Però devo praticamente sono riuscito a fare un miracolo nelle ultime 10 che ne ho vinte 7, cioè pensa, potevo fare, cioè se nelle 3 diciamo blocchi, le prime 10, le seconde 10, le terze 10 portavo a casa 7 vittorie l'una, erano 21, ma vabbè, insomma, era un po' impossibile. E porto a casa lo stesso con una super rimonta l'oro 3. E che ho preso un giocatore che io voglio la versione almeno 89, però ho detto provo uno dei giocatori che ho amato di più, che veramente mi ha sempre affascinato per il suo modo di giocare, un centrocampista tutto fare, difensore, attaccante, assist, gol, tiri da fuori. Steven Gerrard, ragazzi, anche la versione 86 che ha delle lacune, mi sono trovato bene. Ha fatto anche insomma le sue, perché comunque il tuo club 25 tutte Weekend League, perché le squad battle dopo un po' mi hanno rotto le balle, nel senso non ho tempo di fare tutto, a parte se ci sono i giocatori quelli là diciamo scambiabili, perché mi piacerebbe magari provare a fare Pedro Almodova flashback. Però 25 partite, 7 gol e 9 assist giocando solo la Weekend League, cioè non è proprio male, ecco. Quindi sono molto soddisfatto, lo consiglio per chi ama Gerrard, anche la versione diciamo base è molto molto buona. L'ho pagato 7,75, adesso sarà sceso. No, beh, è rimasto ancora circa là, dai. Buono, va bene. Questa è la squadra solita con Sheva iper devastante. Vediamo le statistiche adesso. 151 partite, 131 gol, è un po' calato chiaramente, però insomma, non male, 105 assist, non male il nostro porcone. Bene, molto molto bene. Allora raga, adesso andiamo a riscattare i nostri premi. Division Rivals, vediamo se ho mantenuto il primo posto, yes, e come sempre qua mi pappo i 58.000, perché voglio avere i soldi sicuri ragazzi, cioè, purtroppo io ho sfiga con, anche se la scorsa settimana abbiamo trovato, cioè Modric e Sané, quindi non proprio due pippe, ecco. Buono, i soldini aumentano, molto bene, ok. E adesso, ragazzi, andiamo con diciamo, i premi più succulenti, anche se purtroppo sono ancora oro 3. Chissà se per agosto magari riusciamo ad arrivare almeno a oro 2. Perché la squadra c'è, è il giocatore che ancora manca. Vai. Foot Champions Weekend League, oro 3 e vaffanculo. Ole, 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 ole. Va bene ragazzi, adesso con calma e godiamo. Ti prego, mi piacerebbe almeno un Mertens, un Belotti, almeno per mettere un sostituto decente. 3, 2,
Mettiamoci anche l'1. Vai! Romagnoli che mi ha fatto godere come un porco. Va bene, lo prendiamo. Il Roma lo prendiamo. E adesso dammi Dries Mertens. 1, 2, 3, Dries, vai. Oh, ma tutta l'Inter. Cioè, ho 200 giocatori dell'Inter, ma puttana miseria. Posso fare la Serie A solo con i giocatori così. Cioè, pazzesco. Trascesni, Gio Mario, Vecino, Romagnoli, Pandev. Vabbè. Belli. Per carità. Ok. Soldini ci sono. Qua siamo qualificati, sì, abbiamo già fatto la cosa. Ok, qualificato. Il porco del Cume si è qualificato. E adesso abbiamo 3 pacchetti. Allora, fammi sculare, vediamo chi potrei trovare. Ma fammi trovare anche un Kevin De Bruyne, così vendo il mio e mi faccio un 300k. Dai, mi accontento. Il Cume si accontenta. Cioè, il Cume è un bravo ragazzo. Niente, non è walkout. È una merda praticamente. Mamma mia, ragazzi. Inizio non facile. Vale qualcosa? 2, 7. Beh. Forse a 1 e 2 lo vendo. Sì, ormai vendo tutti, perché tanto le varie SBC non mi interessano sinceramente, perché non c'ho palle. E al massimo le faccio sì per i giocatori flashback, perché quelli me li compro al momento, cioè me ne fotto. Ok. Io solo fare crediti perché devo prendere un'ala destra, perché Marez, ecco, buono negli assist, ma non segna neanche a porta vuota, ragazzi, cioè segna pochissimo. Io sarò anche una pippa, per carità, non lo metto in dubbio, ma mamma mia, è veramente penoso da questo punto di vista. Volland, mamma mia, non valgono niente questi, Però voglio fare i big money. Vorrei prendere il Gigione Figo 90, sarebbe un obiettivo, però si vuole ancora qualche soldino, perché costa comunque 1.100.000, che non è proprio poco. Valgono molto questi, sì. Va bene. Vediamo per le sfide Serie A, se vale 2-4. Sempre 2-4. Dai, qualche soldino lo faccio. Qualche soldino lo facciamo, dai. Che non è male. Wendel, 2 qua, 1-5, dai. Grande giocatore sulla nostra stagione su Football. Ricordo sempre il link in descrizione per Twitch, perché su FM19, mamma mia, bellissimo, la Lucchese, solo il cuore da trovare la Lucchese come prima squadra. Mamma mia. Ok. Tutti, vedo, ragazzi, devo fare soldi, purtroppo questa è la fottutissima realtà. Questi non valgono un cazzo. Ok, allora, no. Ok, ciao. Vai, pacchetto mega, e qua, ragazzi, arriverà Cristiano Ronaldo che venderà subito. C'è andata bene l'altra volta. Mamma mia, che disastrum. Benedetto, ragazzi. Cioè, benedetto. Cioè, cosa vuoi fare con Benedetto? Vai. Ciao. Ok, almeno un po' di forme fisiche, neanche tante, purtroppo. Terza divisa, le divise le teniamo, che faccio la collezione. Però, insomma, niente di eccitante, ecco, purtroppo. Dai, almeno l'ultimo, dammi il bestione. Niente. Stavolta è andata male, purtroppo. Almeno la bagna, dai. No, vabbè, dai, Kagawa, bello.
Bello. Cioè, probabilmente la lavagna più schifosa della storia dell'umanità. Bene. Molto bene. Scusate. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, non poteva andare bene su tutte le volte. Siamo qua per le sfide della Serie A, sì. Quindi qualcosa valgono, perché comunque ci sono le sfide, ancora mi sembra. Se vorrei dire una cagata. Ma... Beh, Sportiello almeno 40 milioni di euro. Ok, ok. Betancourt. Adesso il buggato Betancourt 1,8. Beh, insomma, vale più che Spova, Betancourt vale. E allora ce lo pappiamo. Ciao. Questi possiamo anche darli via. Forme fisiche, qualcosa c'è. Gatto, stemma Chelsea. Montpellier. Inghilterra. Verdi vale qualcosa. 2, 3, 1,7. Che Spova, beh dai. Dai, niente di che, però... Insomma, meglio di un pugno sul culo. Ok, raga, ok. Questi sono tutti sul mercato. Vediamo chi riesco a vendere. Niente, raga, allora questa è la squadra, sempre la solita. Insomma, con Gerard, che comunque è un bel giocatore, a mio parere. Peccato, sì, abbiamo trovato veramente delle merde. Ecco, per chiudere il video, devo farvi vedere i miei obiettivi. Ecco, Gigione Figo, che sta anche calando a 90, però so, 1 milione, si manca 900.000 crediti, insomma. Quindi la strada è leggermente in salita. E poi, vabbè, chiaramente, ecco, magari fare l'aggiornamento di Stevenone, perché l'altro non è che lo guardo, costa troppo, però ecco, Steven Gerrard 89 è veramente tanta roba. E poi, vabbè, chiaramente in difesa, ecco, visto che Maldini, il difensore centrale, per me è impossibile, perché, ripeto, costa una cifra spaventosa. Cioè, comunque non mi farebbe schifo neanche il TS, che, insomma, Maldini lo vuole assolutamente, Paolone. E niente, raga, questo è quanto. La prossima Weekend League, spero, vediamo se riusciamo a fare ste cazzo di 17 vittorie, anche se la vedo durissima. E niente, raga, un saluto dal commentone veneziano, ricordo il link sotto il video del canale Twitch. E niente, fiori. Purtroppo sti premi non sono stati eccezionali, anche se sono contento di Romagnoli, che mi ha fatto godere 2 partite con 2 gol al 90°. Insomma, ogni tanto potrei provarlo, magari se rifaccio qualche squad battle per, come si dice, come magari una Serie A, visto che ormai la posso fare, perché praticamente ho tutti i giocatori dei premi Weekend League, sono quasi tutti della Serie A. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Ciao!